oggi giornata mondiale dell'istruzione, un interessante convegno con tante personalità, ecco, ma quale indirizzo si vuole lanciare ai tanti ragazzi presenti che hanno partecipato dagli altri istituti oggi qua, Presidente? Per la verità la giornata mondiale dell'istruzione viene ufficialmente celebrata domani. Noi abbiamo dovuto anticipare per esigenze organizzative e per la disponibilità dei relatori. Il messaggio che oggi è uscito forte da questo evento è quello di sottolineare il valore della istruzione, intesa non solo come accrescimento delle proprie conoscenze, ma anche e principalmente come strumento di crescita civile, perché il conoscere, il sapere riesce a far superare qualsiasi ostacolo di carattere economico come ad esempio la povertà, di carattere sociale, perché l'emancipazione aiuta ad essere più liberi, a superare le disuguaglianze, a favorire la parità di genere e principalmente il valore dell'istruzione oggi deve dare una piena consapevolezza ai giovani che saranno i protagonisti veri del tempo futuro. Per questo noi ci stiamo attrezzando come consorzio universitario per fornire un livello di istruzione il più elevato possibile, che abbia una stretta correlazione con quelle che sono le possibilità occupazionali, e mi ha fatto piacere sentire sia dal Rettore dell'Università degli Studi di Palermo sia dall'assessore regionale alla istruzione e alla formazione grande disponibilità per costruire un'alleanza che dia frutti particolarmente positivi in una terra che necessita di molto più sapere e di molto più impegno solidale. Un interessante convegno oggi nella giornata mondiale dell'istruzione qui al Cupa di Agrigento. Ecco, che messaggio lanciare porta lei come contributo attivo e fattivo alla regione siciliana? Ne valeva la pena venire perché sono venuto per i giovani e sono riuscito con i giovani a intavolare una discussione franca su cui daremo risposte certe. Quale sarà il suo piano di lavoro per l'assessorato che lei, un assessorato importante, dirige? Vedo le cose sempre in maniera positiva. Non c'è dubbio che nella scuola si deve fare tanto, i numeri ci inchiodano a molte responsabilità, ma la buona volontà di superarli è superiore a tutt'altro. Le risorse sono tante nel settore della formazione e del lavoro per avviare i giovani. Non ne mancano risorse, andiamo a fare i corsi che servono. Il messaggio di avere quella consapevolezza dell'importanza di poter studiare, perché solo attraverso lo studio e la formazione si ha anche quella libertà che consente di non essere, diciamo, schiavi della vita, della malavita, di tutte quelle situazioni in cui poi a un certo punto tu non sei più padrone del tuo destino. La mattinata è stata una bellissima mattinata con testimonianze e anche con diciamo, percorsi propositivi. Questa provincia più che mai ha bisogno di questa linfa per poter continuare a sperare e soprattutto per investire sui giovani. Il messaggio è soprattutto quello di credere nell'istruzione e nell'alta formazione, non solo per avere un titolo di studio o per immaginare che questo possa rappresentare un semplice ascensore sociale, ma immaginare che un titolo di laurea permette di cambiare la propria vita, cambiare il proprio stile di vita, ottenere soprattutto quello che è più consono alle proprie caratteristiche. Quindi il messaggio è quello di, insieme alle scuole, di fare un'operazione di orientamento promettendo loro una vera e propria università, perché Agrigento ha tutte le caratteristiche per diventare un polo universitario completo, variegato, con un'offerta formativa molto diversificata. Lo stiamo già facendo, ma è in corso un processo di trasformazione che sarà fatto di nuovi corsi di laurea, ma anche di una nuova edilizia, per permettere ai ragazzi di avere un ambiente anche adatto e sereno per il loro sviluppo. È una giornata molto importante e sono contento che anche ad Agrigento si sia celebrato questo tema che coinvolge sicuramente docenti, università, scuola, ma soprattutto gli studenti. E noi stiamo lavorando per questo, stiamo lavorando per far capire come l'istruzione sia una condizione fondamentale, non tanto per collocare poi i nostri giovani nel mondo del lavoro, quello c'è senz'altro, ma anche soprattutto per far crescere la persona, l'individuo e orientarla nella storia, nel mondo e nel presente che è veramente problematico. L'Università degli Studi di Palermo e il Polo Territoriale di Agrigento stanno facendo la loro parte, in primo luogo per rinsaldare dal punto di vista strutturale i rapporti con le scuole, ma anche per dare una mano
al nostro territorio e far crescere l'università anche in termini di servizi e di offerta formativa. Sì, oggi abbiamo celebrato la giornata mondiale dell'istruzione, anche se è il 24 gennaio, però per problemi organizzativi l'abbiamo anticipata ad oggi. Nel 2018 l'Assemblea Generale proprio delle Nazioni Unite istituisce questa giornata, intenda a proteggere e a portare avanti il grado dell'istruzione, l'istruzione che sappiamo bene che è la base fondamentale di un'azione civile, è una lotta anche contro la povertà e una lotta contro la discriminazione. Tantissime nazioni non hanno questa possibilità, anzi lo hanno vietato, esempio l'Afghanistan che ha un 47% proprio di divieto all'istruzione, così anche il Sudan che è siamo al 37%, la Nigeria al 34% e il Niger al 33%, e noi sappiamo bene le condizioni sociali e culturali di questi stati. Noi già siamo avanti, noi siamo una nazione civile, l'istruzione è la base, ripeto, della formazione dei nostri ragazzi ed è una lotta fondamentale contro la povertà. Le nuove classi dirigenti sono i nostri ragazzi. Sì, oggi la FIDAPA unitamente alla scuola e all'istituzione ha voluto organizzare questo convegno in occasione della giornata internazionale dell'istruzione che è stata appunto indetta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2018 proprio per mettere in evidenza quanto sia importante l'istruzione per venire fuori da quella povertà, da quel degrado sociale e abbattere le barriere appunto che ci allontanano dal mondo civile. Oggi questa giornata è particolarmente importante, oltre che perché è rivolta ai ragazzi e viene promosso appunto lo studio e la formazione di qualità, ma anche l'Assemblea, l'UNESCO ha voluto dedicare questa giornata anche alle donne afghane a cui è stato negato il diritto allo studio. È stato ribadito più volte e continuo a convalidare quanto detto: se studiamo siamo liberi e quindi siamo liberi anche di crescere. Il vostro indirizzo che date come ufficio scolastico regionale? È quello del Ministero, chiaramente noi siamo una sezione decentrata, ma mi preme più che del Ministero, noi quest'anno in Sicilia abbiamo un direttore generale nuovo che davvero sta segnando la linea del fare di più e del non uno di meno, quindi i ragazzi sono davvero nel suo cuore.